Allora Carlotta, esordio del primo minuto con gol oggi contro il Brixen, cosa si prova a segnare da titolare il tuo primo gol in campionato, in un campionato nazionale? Al momento non me l'aspettavo e non me ne sono resa conto subito, infatti me ne sono davvero resa conto quando le mie compagne sono venute tutte ad abbracciarmi e proprio in quel momento mi sono resa conto infatti di aver fatto gol e comunque è stata una bella sensazione anche partire da titolare e non me l'aspettavo e sono contenta. Complice la defezione di Tomasella all'ultimo, ripartita domenica a Bologna. Per quanto riguarda la squadra, ha chiuso il Vittorio Veneto nel primo tempo con un 3-0, poi nel secondo amministrato. Sì, abbiamo fatto un po' fatica a giocare forse nel primo tempo, ma anche perché dovevamo capire bene magari i movimenti, anch'io non mi sentivo molto bene, infatti mi ha cambiato in diverse posizioni, poi comunque nel secondo tempo io come le mie compagne credo abbiamo avuto più fiducia e siamo riuscite a mantenere il risultato e comunque a portare a casa il risultato, insomma. Allora Dario, 3-0 nel primo tempo, si può essere soddisfatti? Sì, il risultato dice questo, poi secondo me in campo abbiamo concesso troppo, specialmente all'inizio, potevamo andare anche sotto, quindi bisogna essere veramente prendere atto che il campionato è duro, tutte le squadre vengono comunque per far punti, specialmente contro squadre che primeggiano, ripeto, poi siamo venute fuori, abbiamo fatto le nostre giocate, però non possiamo concedere certe palle, specialmente il primo tempo. Dunque, a parte il risultato, non mi sembri molto soddisfatto della squadra? No, io non ho detto questo, ho detto solo che bisogna essere un po' più attente, un po' più lavorare più di reparto, più di squadra, perché certe disattenzioni magari con altre squadre si pagano e poi si sa che quando si va sotto poi nasce un po' di tensione, non sempre poi si trovano le misure, ci si agita un attimino perché è così. E quindi ripeto, non dobbiamo concedere per poi non rincorrere situazioni anche che sarà difficile poi risolvere. Comunque rispetto alla partita di domenica col Bologna l'atteggiamento è stato diverso, questo si può dire. Sì, poi giochiamo tra le mura amiche, il campo secondo me ci concede più giocate, più spazi, le ragazze poi sono state anche brave a leggere certe situazioni, specialmente nel secondo tempo, poteva essere anche un risultato più rotondo per dirla tutta. È chiaro che comunque in questo momento va bene così, questa è la seconda della terza partita che faremo in 8 giorni, quindi abbiamo cercato di un attimo gestire bene le forze in virtù poi di recuperarle pienamente dal punto di vista fisico per poi affrontare il proseguo del campionato. E infatti proprio questa è l'ultima domanda, domenica c'è la finale di questo trittico con un match pesante sicuramente ed è prevista anche pioggia. Sì, al di là delle condizioni meteo, insomma, noi dobbiamo preoccuparci veramente intanto di noi stesse. Io lo dico sempre alle ragazze, siamo noi che possiamo fare la differenza nel bene e nel male. Poi tutte le squadre che ci vengono a affrontare danno sempre qualcosa in più, come ho sempre detto. Domenica c'è uno scontro vertice, sì, ma ripeto, secondo me hanno un valore importante tutte le partite che andremo a affrontare da adesso fino alla pausa poi a Natale. Siamo con Mister Maraner. Allora mister, cosa si può dire di questo Brixen oggi? Sinceramente da parte nostra magari un buon Brixen nel primo quarto d'ora, poi è calato un attimino. Ma prima di rispondere alla domanda mi lasci dire che volevo ringraziare tutto lo staff, specialmente Marco Castellaneta, per il lavoro che stiamo facendo con queste ragazze che sono tutte giovanissime. Sì, abbiamo fatto il primo quarto d'ora benissimo, con 2 occasioni anche nitide davanti alla porta. Poi siamo calati, abbiamo preso un gol su fallo laterale e come abbiamo preso gol su fallo laterale anche contro il Castelvecchio è un peccato perché sono disattenzioni dovute alla giovane età, abbiamo una media di 18 anni e anche oggi 4-2002 dall'inizio. Rispetto alla partita di domenica con il Castelvecchio cosa ha cambiato? Ma secondo me il Permac Vittorio Veneto è una squadra superiore, quindi noi oggi abbiamo fatto fatica anche ma grazie all'esperienza dell'avversario, una squadra storica, sapevamo che facevamo fatica e col Castelvecchio la partita è stata alla pari. Oggi sinceramente il Vittorio Veneto ha strameritato la vittoria, però forse il punteggio è un po' troppo severo. A noi mancavano anche i 2 esterni bassi titolari, abbiamo fatto giocare 2 centrocampisti adattate e siamo andati un po' in difficoltà. Domenica di nuovo in campo, in casa vostra se non sbaglio?
Sì, domenica giochiamo contro il Pescara in casa, e è una squadra sicuramente dove cercheremo di nuovo di fare punti, una squadra alla nostra portata, e l'obiettivo è arrivare fra le prime 10 perché è una squadra giovanissima, appunto noi abbiamo una rosa che è quasi una primavera e quindi tutta esperienza. Abbiamo nessuna ragazza tranne 2 che hanno fatto un campionato nazionale, vengono tutte dalla C o dalle giovanissime perché sono delle 2002. Siamo con Anna Bilak. Anna, un Brixen che ha giocato bene nel primo tempo, ne parlavamo anche prima con il mister, poi vista la giovane età è venuto fuori il Vittorio Veneto. Sì, secondo me è peccato perché nei primi 10 minuti abbiamo giocato bene, abbiamo anche avuto delle chance molto bene, brave, però sì, poi nel primo tempo, nel 40esimo, abbiamo ricevuto 2 gol. Sì, e poi... È stato difficile. Sì, poi è difficile andare con la testa in su, però nel secondo tempo secondo me abbiamo giocato bene, però il gol non arrivava così. Siete una squadra giovane, diceva mister, sicuramente farà bene magari nei prossimi anni. Sì, secondo me anche cresciamo e speriamo che facciamo bene, dai. Grazie Anna. Grazie.